Salve a tutti, vediamo ora come calcolare a mente i valori dei logaritmi. Cerchiamo di capire cos'è. Intanto vi dico già questo, il logaritmo, il valore che ha, in pratica è un esponente. Noi cerchiamo un esponente, quindi il logaritmo in base 2 di 8 è proprio l'esponente che serve a 2 per ottenere 8, ed è 3. 2 alla terza è 8. In generale il logaritmo in base a di x è uguale a y, significa che a elevato alla y, che è il valore del logaritmo, è proprio x. Quindi adesso vediamo altri esempi, perché questo è proprio banale. Se abbiamo logaritmo in base 2 di 1 ottavo, come facciamo? Allora, bisogna ricordarsi questa regola, che a alla meno n è 1 fratto a alla n. E quindi vedete, qua abbiamo 8, qua abbiamo 1 ottavo. Adesso pensiamoci un attimo, qui il valore logaritmo è proprio meno 3, perché 2 alla meno 3 è 1 fratto 2 alla 3, quindi 1 fratto 8. Poi, se dobbiamo calcolare il logaritmo in base 9 di 3, attenzione, uno se non sta attento potrebbe dire 2, perché 3 alla 2, 3 al quadrato è 9, però qui la base è 9, dobbiamo partire da 9 per arrivare a 3, e allora come si può fare? Beh, la radice quadrata di 9 è 3, però allora 9 a quale esponente? Fare la radice quadrata, cioè la radice seconda, significa elevare a un mezzo. 9 alla un mezzo significa radice quadrata di 9. Quindi qui otteniamo proprio un mezzo. 9 alla un mezzo significa radice quadrata di 9, che è uguale a 3. Va bene, poi in modo simile a come abbiamo fatto qua, possiamo fare il logaritmo in base 9 di un terzo. E vabbè, come qua basta aggiungere il meno, è meno un mezzo, perché 9 alla meno un mezzo è 1 fratto 9 alla un mezzo, e 1 fratto radice di 9, è un terzo. Adesso vediamo ancora un ultimo esempio leggermente più difficile. Logaritmo in base 8 di 4. Allora, comunque adesso vi mostro come si può fare così direttamente, e se no un altro modo è di farlo con la formula del cambiamento di base, che quella la vediamo in un altro video. Comunque ci può venire in mente, intanto 8 è la base, ma come arriviamo a 4? Ci può saltare in mente che la radice terza di 8, la radice cubica di 8 è 2. Sì, però qua abbiamo 4. E beh, allora dobbiamo elevare tutto al quadrato. Questo al quadrato è 2 al quadrato, e quindi è 4. E quindi va bene. E qual è l'esponente? 8 elevato a cosa? E se vi ricordate le regole, l'esponente di una radice va al denominatore, l'esponente, questo qua, va al numeratore, 8 alla 2 terzi, l'esponente radice va al denominatore, quindi qui otteniamo 2 terzi. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.